Benvenuti tifosi del Napoli, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre! A me piace vincere in modo corretto. Quando ridiamo di vincere, prende vita con un piccolo più spesso adesso rispetto al passato. Ma ora si è fatto male Ramani, è uscito, è accusato di un problema, si è toccato dietro la gamba. Già molti ora pensano che non andrà a Firenze e non andrà nemmeno a Manchester. Sarebbe una perdita gravissima, anche se a Napoli ha comprato un negozio di gig per sostituirlo, spendendo oltre 30 milioni. Sam Beukema. Ma guardando questa preoccupazione per la direzione che non ci importa se il Napoli si riprenderà da questa questione di sfortuna. Il problema è un problema che non importa, e lui vuole una pausa per la nazionale, imponendo una scadenza per il campionato e con solo poche ore a settimana quando la preparazione volge al termine. Il sonno è sempre molto pericoloso per la salute dei calciatori. Non facciamo più soldi per il Napoli, per Higuaín, spendendo 40 milioni per Milik che perse proprio per una partita con la nazionale. Ecco perché dalla favola di Dries Mertens nasce la sfortuna, da un fatto negativo a un fatto positivo, ma che non cancella la grande difficoltà del Napoli stesso. Milik, da lì, non si è mai più ripreso, ha avuto una serie infinita di sfortuna. È una cosa che mi fa sorridere quando vedo le nazionali. In Italia, abbiamo vissuto assiomi e dogmi indimostrabili che spaziamo per verità assolute. MC Tominay non può giocare al posto di Anguissa, dicono, perché non è il suo ruolo, è quasi un attaccante, un trequartista, una mezzala di inserimento, un incursore. E poi scopro che in nazionale MC Tominay gioca mediano davanti alla difesa. Ecco perché non sono d'accordo con Lobotka. Se non ha la capacità di fare nulla, può farlo da solo al centro in un campo a 3 centri. Eppure Calzona, con la Slovacchia, ha battuto la Germania con un centro a 2, Lobotka più altro. Lobotka può giocare a 3 o a 2 senza problemi, ma a sera sembra impensabile. Sulle ambizioni, siamo motivati a fare un buon lavoro quest'anno. Sappiamo che alla fine della scorsa stagione non è successo quello che volevamo, e questo ci spinge a voler fare ancora meglio per i tifosi e per noi. Sui nuovi arrivi, sono stato grato per l'ingaggio di Luis Enrique, che mi permette di parlare un po' di portoghese durante il giorno. Il nostro gruppo è sempre stato molto unito, come una famiglia, e quest'estate sono arrivati dei ragazzi fantastici che vogliono imparare e aiutare la squadra. Questo fa la differenza. Tutti si sono integrati bene e penso che possano fare bene quest'anno. Sul derby d'Italia contro la Juve, non abbiamo ottenuto quello che volevamo contro l'Udinese, ma siamo abituati a giocare partite importanti come quella contro la Juve di sabato. Siamo concentrati sul nostro lavoro, ascoltiamo l'allenatore e faremo tutto il possibile per battere i bianconeri. Queste partite si decidono nei dettagli. Loro stanno giocando bene e sarà una partita dura. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare a cosa dobbiamo fare. Cercheremo di vincere a Torino. Sulle ambizioni, siamo motivati a fare bene quest'anno. Sappiamo che alla fine della scorsa stagione non è successo quello che volevamo, e questo ci spinge a voler fare ancora meglio per i tifosi e per noi. Sui nuovi arrivi, sono grato per l'arrivo di Luis Enrique, che mi permette di parlare un po' di portoghese durante il giorno. Il nostro gruppo è sempre stato molto unito, come una famiglia, e quest'estate sono arrivati ragazzi fantastici che vogliono imparare e aiutare la squadra. Questo fa la differenza. Tutti si sono integrati bene e penso che possano fare bene quest'anno. Sul derby d'Italia contro la Juve, non siamo riusciti a fare quello che volevamo contro l'Udinese, ma siamo abituati a giocare partite importanti come quella contro la Juve di sabato. Siamo concentrati sul nostro lavoro, ascoltiamo l'allenatore e faremo tutto il possibile per battere i bianconeri. Queste partite si decidono nei dettagli. Loro stanno giocando bene e sarà una partita dura. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare a cosa dobbiamo fare. Cercheremo di vincere a Torino. La favorita per lo scudetto? Dico sempre l'Inter. Dobbiamo competere in ogni campionato per vincerlo e faremo tutto il possibile per riuscirci. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!